e a Tanta Mascarella. Grazie ragazzi che vi impegnate per fare uscire. E vorrei fare un applauso a questi bambini che partono da 4 anni a 8 anni il più grande. E poi ci sta tanto che conoscono per Gioessare.
vabbè. Ci
Grazie. Sono loro il futuro. Un attimo, raga. Dove è andato? Io vedo che di messe non so quelli, fatti tu che sono più belli. Forse mi vuoi bene, più giù tu devi andare. Allora più giù, allora più giù, Io le tocca il nasino, lei mi disse sei un cretino, ma più giù che c'è il giardino. se mi vuoi bene, più giù tu devi andare. Allora più giù, allora più giù, Io le tocca la bocca, lei mi disse non si tocca, ma più giù che c'è una grotta. se mi vuoi bene, più giù tu devi andare. Allora più giù, allora più giù, Mi piace, Io le toccai le spalle, lei mi disse ma che palle, ma più giù che c'è una valle. se mi vuoi bene, più giù tu devi andare. Allora più giù, allora più giù, Io lo toccai in petto, lei mi disse che dispetto, ma più giù che c'è un moschetto. se mi vuoi bene, più giù tu devi andare. Allora più giù, allora più giù, ma ce ne devi guardare. Io le toccai la tazza, lei mi disse non ti alza, ma più giù che c'è una stanza. Se mi vuoi bene, più giù tu devi andare. Allora più giù, allora più giù, Ragazzi, fino a mo si è venuto a basci, giù, adesso si sale. andiamo giù, Peppe, andiamo su. Su, sale. Io le toccai il tallone, lei mi disse sei un coglione, non conosci la posizione. Se mi vuoi bene, più su tu devi andare. Allora più su, allora più su, Io le toccai il pompaccio, lei mi disse sei un pagliaccio, ma più su che c'è un crepaccio. se mi vuoi bene, più su tu devi andare. Allora più su, allora più su, Io le toccai la coscia, lei mi disse buona coscia, ma più su che ti si ammoscia. se mi vuoi bene, più su tu devi andare. Allora più su, allora più su, Cosa ce ne dobbiamo andare? via. Io le toccai il sedere, lei mi disse quanto bene, ma più su che è un piacere. Se mi vuoi bene, più su tu devi andare. Allora più su, allora più su, Raga, mi dispiace ce ne dobbiamo andare, perché l'ultima frase è volgare. Va bene? via. E me la dici questa frase? No, non la dico. Dai, dilla Peppe, dai. Allora la dico. Tiratemi la legge. Io le toccai la vita, lei mi disse che non la vita. E allora salutiamo il carro della tradizione e sta per arrivare in piazza il carro numero 1. Il carro numero 1 è la tradizione Sant'Antonio, è una più entry di quest'anno, è la prima volta che sfila a Porti di Caserta, quindi accogliamolo con un vostro applauso.
Io volevo fare anche un complimento ai trattoristi, che noi non ricordiamo mai, parliamo dei bottari, parliamo dei cantanti, parliamo dei capi battute, ma io ho visto in questi giorni i trattoristi all'azione che queste stradine e sono davvero degli acrobati e del coraggio, veramente complimenti a loro con l'abilità con la quale riescono a festeggiarsi e a fare le manovre per le strade di Portico per far girare i carri e farli arrivare in tutte le imprese nei vari percorsi che hanno fatto in questa 3 giorni, perché ogni volta il percorso è stato differente. Quindi vi dicevo pochi secondi di pausa per le nostre orecchie, il tempo che in piazza arrivi il carro